Una fiera piccola ma storica, un polo che deve trovare la via per rilanciarsi e lo fa scegliendo con voto unanime degli azionisti un nuovo amministratore unico, nominando al vertice di Longarone Fiere un manager e docenti di vasta esperienza. Sono chiamato a stilare un piano industriale che dia un nuovo orizzonte di senso alla Fiera di Longarone, che è una fiera storica, preziosa per l'identità stessa culturale di questo territorio e che quindi merita di essere rilanciata. Il brand più noto e riconoscibile di Longarone Fiere è quello della MIG, ma è proprio il gelato il tasto oggi dolente con il pesante deficit di 2 stagioni or sono. MIG è la storia stessa della Fiera di Longarone. Il gelato non è semplicemente un alimento, è un elemento essenziale della cultura di questo territorio, quindi va in ogni caso riscritta, resettata, rimodulata, rimodellata, ma va salvata. Come va salvato il polo fieristico, che necessita ancora di importanti investimenti per la messa a norma di tutti gli edifici che lo compongono. Una fiera che è e resta fondamentale per il tessuto socio-economico del comune che la ospita. La fiera è sempre stato un punto di riferimento non solo per Longarone ma per l'intera provincia di Belluno, perché ha una sua storia, soprattutto legata al post-Vajont e al mondo del gelato, e quindi noi faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per cercare di salvaguardarla e di rilanciarla.